Andrea Cassani, riconfermato sindaco di Gallarate, oggi è stata presentata alla Giunta a 2 settimane, a 2 settimane e mezzo dal voto e sono state confermate quelle che erano state gli annunci, cioè una Giunta basata soprattutto su gente votata dagli elettori. Sì, questo credo che sia una vera giunta del popolo, nel senso che tutte le persone che ho nominato sono persone che si sono candidate, quindi ci hanno messo la faccia e hanno preso anche tanti voti, perché sono quasi tutte le persone più votate delle rispettive liste, quindi credo che il compito di trovarle non sia stato difficile, sono contento che i partiti abbiano preso queste decisioni anche in base alla meritocrazia, quindi è una giunta di persone che mi ha sostenuto, che si è spesa per sostenermi e quindi sono certo che faremo bene per 5 anni. Quindi con che piglio si parte per questo nuovo mandato? Che ci sono anche diversi volti nuovi, ci sono persone che erano già state in giunta e avevano già ricoperto dei ruoli importanti. Con questa nuova squadra, qual è adesso l'obiettivo? Ma devo dire che il fatto di uscire a 5 anni di amministrazione ci avvantaggia tutti, eravamo tutti nuovi 5 anni fa, adesso metà della giunta è gente esperta che insomma ha già lavorato e bene per 5 anni, quindi sicuramente i nuovi saranno agevolati dal fatto che io con gli altri assessori che erano con me in passato gli daremo una mano per integrarsi e quindi procedere speditamente e portare a casa tutti i punti del programma elettorale. Grazie. Ricordiamo i nomi degli assessori. Abbiamo vice sindaco Rocco Longobardi che si occuperà di commercio, abbiamo l'assessore Claudia Mazzetti, confermata, che passerà alla pubblica istruzione, alla cultura e manterrà lo sport, abbiamo l'assessore Francesca Caruso che mantiene la sicurezza e acquista il marketing territoriale, abbiamo l'assessore Sandro Rec che si occuperà di urbanistica, abbiamo l'assessore Corrado Canziani che è una nuova entrata, seppure una figura conosciuta da tempo nella politica gallaratese in quanto uno storico leghista, che si occuperà di bilancio. Quindi 2 nuovi ingressi che arrivano direttamente dalla lista del sindaco, che sono Chiara Allai, a cui è andato il welfare, e Stefania Picchetti che si occuperà dei servizi al cittadino, mentre i lavori pubblici saranno mantenuti dal sindaco, che tiene particolarmente a seguire 3 importanti progetti che sono la rigenerazione urbana di Caiello Cascinetta, la piscina di Moriggia e il palazzetto dello sport.